tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vedi splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Solo la Chiesa, cantiamo Santo, Santo. Quanto é precioso iniciar um culto enalçando o nome de Deus, gritando, parlando, cantando, Santo, Santo, Santo. É esse o nosso Deus que stiamo qua oggi per innalzare e per sentire questa sua presenza. E tu sei hoje qua ai nostri ospiti, sei qua presente con noi, è la Chiesa di Dio che esalta, che canta. Io vorrei leggere un brano che sta in Giovanni capitolo 17, versetto 20, che dice così: non prego soltanto per questo, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. E questa sfida che la Chiesa deve avere, di avere questa unità, essere un solo corpo. Oggi parleremo di questa importanza di camminare insieme, di stare insieme. E oggi come Chiesa noi possiamo essere un solo corpo, un solo spirito. E era la preghiera di Gesù per tutti noi. E che possiamo vivere questa esperienza. Stiamo adorando il nostro Dio. Tu che sei a casa, sta seguendo questo culto, che tu possa sentirti parte di questa storia, di essere un solo corpo. Preghiamo. Nosso Padre, questo culto è per te, offriamo-te a te, viviamo in te. E vogliamo, Padre, camminare, oh Padre, una storia con te. Benedici, oh Padre, e le tue potenze spirituali sia con noi. Stiamo in te, oh Padre, e grazie per tutto, in nome di Gesù. Amen, Senhor. Já hai dato un saluto alla persona al tuo fianco, já hai steso la tua mano, já hai detto buongiorno, come ti chiama, já hai fatto un sorriso a questa persona e che possiamo camminare in questa storia, vivendo questa esperienza con il nostro Dio, adorando a Lui.
poter riflettere su questa canzone che abbiamo appena cantato, su il nome di Gesù. Ci sono tantissime canzoni che parlano di quanto sia meraviglioso, di quanto sia stupendo, e negli ultimi giorni, la scorsa settimana, nello studio di teologia, ho imparato che quando preghiamo nel nome di Gesù è perché chiediamo l'intervento diretto da parte di Gesù nei nostri problemi, nelle nostre situazioni. E è molto bella la canzone che abbiamo appena cantato, e spero che abbiate riflettuto su questo, perché abbiamo appena cantato che noi vivremo, non moriremo, che la potenza di Gesù vive in noi, che siamo liberi, che Dio combatte per noi. Il nemico fugge da noi quando Dio è con noi. Quando preghiamo nel nome di Gesù, il nemico fugge da noi, non può fare niente nei nostri confronti. È una battaglia che, se abbiamo Dio con noi, abbiamo già vinto. E allora con la prossima canzone vorrei che potessimo lodare il Signore. È una canzone puramente di adorazione e di lode del nome di Gesù, nel nome del Signore. Riflettiamo su quanto sia immenso Dio, su quante cose Lui può fare, su quanto Lui ha già fatto per noi, perché già il fatto che Lui abbia mandato il suo unico figlio Gesù Cristo a morire per i nostri peccati ci ha liberato per sempre da qualsiasi peccato, da qualsiasi cosa. Dio ha fatto questo immenso sacrificio per noi, per amore a noi, e quando Lui guarda a noi vede Gesù Cristo su quella croce e tutto il sacrificio che Lui ha fatto. Quindi cantiamo questa canzone di adorazione al Signore. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Solo la Chiesa. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Signor, sei immenso su dal cielo, con forza, sapienza, amor. Tu regni su noi, immenso tu sei, Signor. Immenso tu sei, Signor. Immenso
Signore, ti ringrazio per questa mattina, Padre, ti ringrazio per tutte le tue caratteristiche, Signore. E, Signore, io chiedo che la tua presenza possa essere con noi questa mattina, Signore, che tu possa continuare a stare in mezzo a noi, che tu possa continuare a parlare ai nostri cuori, Padre. Ti chiedo di nuovamente che possiamo tutti noi aprire i nostri cuori, i nostri occhi del cuore a te, Padre, che possiamo vederti, che possiamo sentirti, che possiamo sentire la benedizione della tua presenza, Padre, perché la tua presenza è l'unica cosa che ci fa sentire pieni, totalmente giusti, totalmente al sicuro, Padre. La tua presenza è meravigliosa, Signore, è conforto, è pace e sicurezza, Signore, che tu possa essere con noi questa mattina, Signore, che possiamo essere una chiesa viva dello Spirito Santo di Dio, Signore, che tu possa essere in mezzo a noi, parla ai cuori di ognuno di noi, Signore. So che tante persone questa mattina hanno bisogno di sentire la tua voce, hanno bisogno di sentire il conforto che solo tu puoi dare, Padre, e quindi io ti chiedo che tu possa dare questo a queste persone, Signore, che tu possa fare una trasformazione radicale nella vita delle persone che ne hanno bisogno, Padre. Sono sicura che ce ne sono che ne hanno bisogno, Signore, che tu sia al fianco loro, Signore, che loro possano trovare finalmente pace nel loro cuore, Padre, che tu possa guarirli, Signore. Sii con loro, Padre, per favore, Signore. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù, Signore. Amen. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà. La tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. Tesoro dal mio cuore, anima, clemente nella mia fragilità, redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. L'ultimo rintocco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà. La tua sorgente non si
esaurirà. Sei la sorgente che non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, La tua presenza la tua presenza è il cielo Gesù. per me. Oh Gesù, La tua presenza è il cielo per Un'altra volta solo la chiesa. Cantiamo, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza Signore, grazie per la tua presenza oggi, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e farai questa mattina, Padre. Ti ringrazio per la vita di ogni persona presente oggi, Signore. Benedici le loro vite, Padre. Guarisci i loro cuori, Signore. Ti chiedo di benedire la vita del Pastor Caio che porterà la parola, Signore. Ti chiedo che tu possa usarlo, Signore, come tuo servo, Signore. Ha il cuore disponibile a te, Padre, che tu possa usare la sua vita per benedire tante persone attraverso la tua potenza, Padre. Ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di poter ascoltare la tua parola, Signore. Ti ringrazio per la libertà che abbiamo qua in Italia di poter predicare la tua parola, di poterti lodare, Signore. È una gioia immensa che non riuscirei a vivere senza, Signore. Penso che molte altre persone la pensino così, Signore. Ti ringrazio per questa grandissima benedizione che ci dai, Padre. Grazie ancora, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Continuare in spirito di preghiera. Quando cantiamo le canzoni come di questa mattina, la tua presenza è il cielo per me, sentire la tua presenza, adorare Dio, ma sembra che tanti di noi c'è qualcosa nel cuore oggi che non sta bene. E tante volte il problema è amarezza, è dolore, è qualcosa che ti manca. Chiudi i tuoi occhi. Preghiamo, pensa nel tuo cuore. Una delle cose che io sempre parlo con il pastore Sandro, la nostra preoccupazione è quanto la gente nutrisce l'amarezza e il dolore e c'è un cuore molto triste. E tante volte la Chiesa che noi staremo predicando questa mattina non è viva perché nel nostro cuore c'è qualche amarezza. Questo ultimo periodo abbiamo celebrato la Pasqua e il perdono dei nostri peccati, dove Cristo Gesù ci fa vedere che esiste una possibilità di guarigione nella nostra anima. E questa guarigione si chiama il perdono. Il perdono che Dio ci offre a noi e che noi possiamo avere adesso intimità con Lui. Nella tua presenza è il cielo per me.
e anche con mio fratello e con la mia sorella, che io possa vedere questa persona intorno a me e dire che la tua presenza con me è una grande gioia, una grande allegria. Tante volte noi come Chiesa perdemos la vita perché stiamo nutrendo il dolore. Ma quando noi ritroviamo la vita è quando noi stiamo offrendo perdono, la grazia di Dio. E che così sia. Se c'è qualcuno oggi qua che quando ricorda di un nome, di una persona e sente questo dolore, che tu possa liberarti e essere libero per adorare Dio. Noi non possiamo essere schiavo di nessuno, ma siamo liberi per adorare Dio. E questa è la Chiesa viva. Nella tua presenza, Dio, è il cielo per me. E tu mi hai insegnato perdono. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Amen. Oh, abbiamo offerto oggi un palco qua, ok? Mi vedete bene adesso? Che bello vive la Chiesa di Dio. Stiamo qua construindo questa Chiesa. Abbiamo parlato anche questa mattina di avere già una struttura qua un po' più una struttura un po' più adatta per i nostri servizi qua di offerta di culto e servizio al nostro Dio. Ieri siamo stati come Chiesa a Belluno e è bellissimo di vedere il coro là che adorava il Signore, che offriva questa lode al Signore a Belluno e era bello di vedere delle famiglie, delle persone che erano sulle finestre, che guardavano, che vedevano. La parola di Dio è stata predicata a Belluno tramite questa Chiesa. E il prossimo sarà dove? Conegliano, ok? E próximo mese o grupo, o coro andrà a Conegliano e vogliamo continuare così. E já stiamo sonhando, nós vogliamo vedere una Chiesa viva che non sia soltanto dentro di questa struttura, di questa sala. La Chiesa deve uscire. Amém, Chiesa? Ok, ma non dimenticare che sono qualche sede a volta oggi, la responsabilità è tua di invitare i tuoi amici e i tuoi nemici a stare qua a lodare il nostro Dio e che noi dobbiamo invitare la gente e per vedere questo grande e meraviglioso Dio. E é su questo, la tua presenza è il cielo? Abbiamo cantato, ma dobbiamo vivere. Tu riesci a amare Dio con tutto il tuo cuore? 5 persone, ok? Ok, di sentire questo Dio presente, è un nostro Dio creatore che ci offre il perdono, la grazia e che ci ama di modo stupendo. Se tu non ti senti amato, só posso dirti una cosa, conosce Dio, tu sentirai questo grande amore. È questo che Dio ti ama, ok? Non preoccupatevi, il mio nome è Caio, ma Caio non cadrà di qua, ok? Ok, Atti capitolo 4, 32 e 35. In portoghese c'è un'espressione, Caio non cai. In portoghese, in italiano non si può dire Caio non cade. Ok? Atti 4, 32 e 35. Parliamo di una Chiesa viva. Vogliamo essere, siamo questa Chiesa. La Chiesa, quando non predica un messaggio di Dio, non vive l'intimità con il Signore, è morta. La Chiesa deve essere viva, predicando, crescendo e si moltiplicando con tante anime. E é aquilo que vediamo nella parola di Dio. Nós stiamo camminando com esse período sul libro di Atti, stiamo arrivando oggi al capitolo 4, già alla parte finale, prossima settimana capitolo 5, e stiamo camminando su questo libro, la nascita della Chiesa, la predicazione del Vangelo e la vita di quel popolo che soffriva ma cresceva con tanta intensità. 4, 32 e 35 dice, la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di una anima sola. Non vi era chi dicesse sua qualcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o casa li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
Quando leggiamo questo testo pensiamo, questo è nel libro di Atti, stiamo vivendo una nuova storia. Non è questa. Questa storia di Atti deve essere la nostra storia, la Chiesa viva. E quanto bello appartenere a un gruppo dove esiste questo. Quanto è bello appartenere a un gruppo di persone dove esiste vita. Quanto è bello appartenere a un gruppo di persone che è pronto a servire. Quanto è bello appartenere a un gruppo di persone che è pronto a donare e avere di pagare un alto prezzo per aiutarmi a uscire di una situazione. Tanto è bello quando leggiamo questo brano, quando dice e non aveva in mezzo a loro nessuno che aveva dei bisogni. E la mia grande domanda che eu faccio tante volte alla Chiesa qua, come sta la tua vita economica? E sembra una domanda un po' delicata, no? Come sta la tua vita economica? Ma non è. Perché noi dobbiamo mangiare, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare l'affitto. E la Chiesa che cosa deve fare? Aiutare le persone che stanno nelle necessità. Come tu conosci bene la storia dei fratelli e sorelle qua o no? Sì o no? Penso di no. Quando finisce un culto, sempre andiamo a prendere un caffè, qualcosa, e lì noi possiamo chiacchierare, parlare e sapere come sta la vita della persona per aiutare a servire. È questo senso di essere Chiesa viva. E noi dobbiamo insegnare alle altre generazioni, i nostri figli, a camminare nella generosità, di importarsi con la vita degli altri per servire. La Chiesa viva è quella che si importa con gli altri per vedere quello che si può fare di più a quelle persone. Io sempre dico, io ringrazio a Dio perché noi come Chiesa stiamo bene. Perché quando usciamo fuori percepiamo la solitudine, l'abbandono, la povertà spirituale e anche economica di tanta gente, ma noi stiamo bene. Ma questo bene che è nostro non è per noi, la parola dice che era per tutti. Io devo crescere in questo senso di essere generoso e donare e servire le persone. E questa è la mia storia, la nostra storia di Chiesa. Perciò dove esiste vita, io devo generare l'altra vita, io devo generare le altre persone, io devo generare gli altri che possano avere lo stesso stile di vita mia che ho imparato da Gesù, che ha dato la sua vita per noi. Perciò io devo imparare a dare la mia vita per gli altri. Perciò la domanda che ho fatto prima, tu conosci il tuo fratello, la tua sorella che è intorno a te? E tante volte, no, questo eu conosco e di solito mi siedo soltanto a quello che io sono più attaccato vicino. Tu conosci il tuo fratello, la tua sorella che è seduto di qua o di là? È lì che eu devo entrare nella storia della vita della gente. La Chiesa deve essere in modo molto dinamico. La Chiesa deve essere presente nella storia della gente. La Chiesa deve camminare con le persone. Noi non siamo una organizzazione umana, noi non siamo una organizzazione dove pensiamo nelle altre strutture economiche, noi siamo la Chiesa di Dio che vogliamo vedere la gente, le persone che possono essere guarite del nostro modo di camminare e di vivere. Io vorrei lavorare in 3 punti importanti di questa storia. E o primo, un solo cuore. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di una anima sola. La moltitudine di quelli che avevano creduto. Che cosa mi fa la fede quando eu credo in Gesù? Che cosa cambia nella mia vita? Che cosa è la conversione? La mia morte. Quando eu entro nella Chiesa, mio cuore non esiste più. Quando entro nella Chiesa di Dio, è il cuore di Gesù. Quando mi converto, adesso non è la mia volontà. Quando mi converto, adesso è o cuore di Gesù, è la sua volontà. Perciò che o brano ci insegna qua, la moltitudine di quelli che avevano creduto era un solo cuore. Non è o meu desiderio. Puoi immaginare qua, siamo qua oggi più o meno un centinaio di persone di più, se tutti noi vogliamo le cose come pensa il mio cuore, come sarebbe questo culto? Come che Rubens poteva organizzare questo lode? Arriva Larissa, io vorrei una canzone più, con più gioia.
Dopo viene Emerson, no, io vorrei una cosa un po' più tranquilla, più calma. Viene Marcelo, no, che nostalgia degli inni, vorrei un inno oggi. E arriva la Giulia, papà, mi põe una canzone. E lui entra in crisi. Perché noi non possiamo pensare in noi. Noi dobbiamo pensare come un cuore solo di Cristo Gesù. E é lì che cominciamo a identificar-se come la Chiesa di Dio e una camminata di una sola anima. È un camminare insieme. La vita della Chiesa esiste quando c'è un solo cuore. La vita della Chiesa esiste quando c'è una sola anima. La vita della Chiesa esiste quando eu sono morto do meu desiderio, do meu volere. É lì che eu comincio a vivere la vera vita, quando existe a minha morte. Quando leggiamo un solo cuore, significa que o meu cuore é em Jesus. Existe a minha morte. Não existe o meu diritto. Meu diritto è stato messo sulla croce. Adesso eu comincio a capire o senso di essere un servo nella libertà. Quando eu avevo um diritto, eu era o escravo dei miei diritti. Quando ho imparato a essere un servo, ho imparato un servo in Cristo, è libero. E é questo che Cristo mi insegna. O meu cuore adesso existe uma nova história, perché è la storia di Cristo. Quando o meu cuore è nella Chiesa di Cristo, eu comincio a percepire o significato di una camminata come Dio mi ha insegnato. Tu já hai cercato di fare le cose ao modo tuo dentro della Chiesa? Solo io che ho cercato di fare? E dopo è diventato un disastro? Tu já hai percepito che quando la gente comincia a inserire le cose ao suo modo, non va avanti? Tu já hai percepito quando si comincia un progetto ao modo mio, umano, finisce subito? Tu já hai percepito quando esiste la mano di Dio, quel progetto va avanti? Perché c'è Dio, c'è un solo cuore, c'è una sola anima. E quando tu percepisci, já sono 21 anni di questa Chiesa, un solo cuore, una sola anima. E quando tu percepisci, siamo arrivati a Belluno, siamo arrivati a Conegliano, siamo arrivati a Padova, a Verona, a Mantova. Quando tu percepisci, noi dobbiamo e Trieste, e le altre città. Perché noi non possiamo vedere e andare? Perché Dio ci ha chiamato a un solo corpo, un solo spirito, una sola anima, a andare dappertutto, perché questa è la sua chiamata. Non sono io che sto cercando la mia volontà, il mio diritto, ma la volontà del Signore. E quella Chiesa di Atti, quella Chiesa prosperava nonostante le difficoltà. Quando la Chiesa è un solo cuore, la vita della Chiesa è guidata dalla potenza dello Spirito Santo di Dio. Tutti di noi, tanti di noi vogliamo vivere questa pienezza dello Spirito Santo, essere pieno dello Spirito e manifestare le azioni dello Spirito Santo, ma questo non esiste quando io penso in me stesso. La pienezza dello Spirito Santo in una vita esiste quando c'è la mia morte e adesso io posso permettere che lo Spirito Santo mi guidi. La Chiesa senza lo Spirito Santo è una Chiesa morta, non c'è. La Chiesa con lo Spirito Santo è viva, è piena, manifesta le cose del Signore. E è questa che deve essere la nostra Chiesa. Lo Spirito Santo è presente nella mia vita. Lo Spirito Santo è presente perché io sto cercando la santità. Lo Spirito Santo è presente perché io cerco intimità con il Signore. Una delle canzoni di ieri do coro è stata bellissima quando parlava di questa camminata con il Signore, intimità con il Signore, ginocchiarsi al Signore. Ossia, intimità con il Signore mi porta a vivere un nuovo mondo spirituale che io non riesco a capire. Non è un lavaggio cerebrale, del cervello. No. È una conoscenza mentale di che c'è la presenza dello Spirito Santo e io sto camminando adesso per la fede nel Signore. Un solo cuore, un solo spirito. Non esiste un altro modo di essere un cuore, un solo spirito se non c'è la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Quanta gente che io trovo, pastore, come era bello nell'Antico Testamento, vedere i miracoli. Quanto era bello stare con Gesù e vedere i miracoli. Ma carissimi, nell'Antico Testamento era un miracolo qua, dopo 200 anni un altro miracolo. Eu non so quante generazioni sono passate senza vedere niente. Noi leggiamo qua 1500 anni, 2000 anni e sono successi tanti fatti, ma c'erano dei tanti anni di silenzio. Con Gesù succedeva tanti miracoli, ma
com quello gruppo lá dell'Antigo Testamento, era pouquíssimo che aveva lo Spirito Santo di Dio. Con Gesù non c'era nessuno che aveva lo Spirito Santo di Dio. Quando Gesù è andato in cielo, che cosa lui fece? Ha inviato lo Spirito Santo. E adesso la presenza di Dio non è davanti a noi. La presenza di Dio dov'è? È in noi. Noi stiamo vivendo una generazione, un periodo meraviglioso perché la presenza di Dio è dentro di noi. Gli apostoli, fino alla morte di Gesù, alla risurrezione di Gesù, non avevano questa esperienza. Noi abbiamo. La gente che viveva in quel periodo di Mosè, di Davide, di Isaia, non avevano questa esperienza. Noi abbiamo. Perciò un solo cuore è permettere che lo Spirito Santo mi guidi in questa direzione. La Chiesa è viva, non è un'organizzazione umana, ma è un agire della presenza di Dio nella nostra vita. Noi non siamo un'organizzazione qua battista, noi siamo una Chiesa di Dio. E è lì che noi stiamo camminando. Perciò tanta gente vuole una Chiesa corretta, con la etica, con la morale, organizzata, con dei principi, con una bella struttura. Non è sbagliato questo, ma questo non si identifica con la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio si è identificata quando la gente entra qua e si ravvede dei suoi peccati e sono trasformati. La Chiesa di Dio, la gente entra qua, sente la presenza di Dio e sente che è un peccatore e adesso vive la trasformazione di Dio e esce di qua trasformata. È qui che esiste la Chiesa. Dobbiamo essere organizzati? Sì. Avere una vita etica e morale? Sì. Avere dei buoni principi e buone strutture? Sì. Ma questo non crea la Chiesa di Dio. Quello che crea è la presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo, dove le persone sono trasformate. È lì che vediamo che c'è Dio. Io arrivo come sono e escono con la presenza di Dio come una nuova creatura. È questa Chiesa che noi sogniamo. Perciò la Chiesa ha un fervore spirituale, ha un impegno, ha responsabilità, ha un risveglio spirituale. La Chiesa di Dio non vive nella indolenza spirituale, la Chiesa di Dio è viva. E noi dobbiamo desiderare questo. La gente viveva na questo, la Chiesa viva, la gente arriva, percepisce questo un solo cuore, una sola anima e desidera questo. Quante volte tu sei entrato na Chiesa e tu hai detto, wow, quanto bello vivere in mezzo a questa comunità. C'è successo questo con te? Quante volte tu sei entrato na Chiesa e tu, non so che cosa sono andato a fare. Sono entrato, sono uscito, non è cambiato niente nella mia vita, ho visto una freddezza spirituale. È successo questo con te? Ma qua non può succedere. La gente deve arrivare, sentirsi amata, sentirsi preziosa e sentire che c'è una presenza di Dio che trasforma e che cambia. E io devo essere responsabile per questo. Perciò la gente che entra deve vivere questa trasformazione. Esiste una crescita di numero. Perché? Perché o Signore aggiunge, è quello che vedremo tra poco. O Signore vede che la sua presenza è presente, la sua adorazione esiste e o Signore comincia a aggiungere le persone alla sua Chiesa. È una opera do Signore. Secondo ponto, una Chiesa do Signore proclama la fé della potenza di Dio. O texto diz, gli apostoli com grande... Gli apostoli com grande potenza, che cosa facevano? Rendevano testemunhanza della... Che cosa o coro è andato a fare a Belluno ieri? Questo. Che cosa o coro vuole fare a Conegliano próximo mese? Questo. Che cosa io farò ieri nel mio lavoro? Questo. Che cosa io farò domani nella mia scuola? Questo. Che cosa io farò domani là con i miei vicini di casa? Questo. Che cosa noi faremo ogni giorno? Questo. E è interessante che qua ci sono delle parole importanti, gli apostoli con potenza. Rendevano testemunhanza di che cosa? Della Chiesa Battista Agape? No. Rendevano testemunhanza della risurrezione del Signore Gesù. Che cosa abbiamo celebrato domenica scorsa? Che cosa è la Pasqua? La risurrezione del Signore Gesù, la vittoria sulla morte. E gli apostoli parlavano di questo. La nostra testimonianza di Cristo è parlare della risurrezione del Signore Gesù. Una Chiesa vive, è questa la priorità. E sa che Gesù è risorto e veramente esiste una ragione di vivere.
E tante volte noi parliamo della nostra ragione di vivere, avere una vita economica stabile, avere una vita professionale stabile, avere di ricchezza economica, avere di una casa, di macchina. Non è questa la tua ragione di vivere. La mia ragione di vivere è riconoscere Gesù risorto. La mia ragione di vivere è riconoscere che Gesù è morto e ha perdonato i miei peccati e adesso la ragione di vivere è che io avrò intimità eterna con il Signore. La mia ragione di vivere è adorare a questo Dio che è morto, Gesù che è morto per me e questo Gesù che è risorto per me e mi ha dato la vita eterna. Perciò che gli apostoli avevano questo entusiasmo di parlare dello sacrificio di Gesù e della risurrezione di Gesù. Gesù è risorto. 3 persone hanno detto amém. Gesù è risorto? Amém. Alleluia, Gesù è risorto e vive. E questa vita adesso è per me, questa storia è per me. La mia priorità oggi di parlare è quello di Gesù. La boca parla di quello che c'è. Dove c'è scritto questo? Ah, já inserito qua, Emanuele? Sì, Matteo 12,34. Poiché dall'abbondanza del cuore la boca fala. Se tu vuoi conoscere dove sta o entusiasmo di una persona, basta un caffè di 15 minuti e tu vedrai dove è l'entusiasmo di quella persona. Caffè di 15 minuti già cominci a identificare. Quanto è bello stare con un cristiano quando lui parla dell'amore con Dio, di Dio. Quanto è bello stare seduto con una persona che è una persona non pesante, ma una persona che ama Dio con gioia e trasmette questa gioia. Wow! Avere un caffè così, fare una colazione così con una persona è bello, perché il cuore di quella persona è Dio. Io só posso manifestare nel mio cuore quello che è prioritario. La mia bocca parla quello che è prioritario. E gli apostoli facevano questo. Quando la Chiesa vive il messaggio di Gesù e crede in questo messaggio, la bocca della gente e della Chiesa parla di Cristo. I miei progetti, i miei sogni è Cristo. È questa la priorità della Chiesa. Perciò la potenza degli apostoli in parlare di Cristo era la presenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo era d'accordo con quella priorità e manifestava nella bocca degli apostoli. Quando o mio cuore è Gesù come priorità, lo Spirito Santo identifica in me questo volere e lo Spirito Santo adesso insieme a me mi userà nella potenza di predicare, di parlare di Gesù. Tante volte la gente dice, pastore, non sono tanto evangelista e non riesco a parlare di Cristo. Inserisci priorità nel tuo cuore Cristo e tu vedrai che lo Spirito Santo userà la tua vita. E tu comincerai a percepire che la tua vita con lo Spirito Santo sarà una collaborazione preziosa. Tante volte nós stiamo perdendo questa collaborazione, noi e lo Spirito di Dio. E quando noi e lo Spirito di Dio siamo identificati in un solo corpo, in una sola anima, cominciamo a manifestare chi è questo Gesù risorto. Gli apostoli facevano dei grandi miracoli perché credevano in Gesù. La Chiesa viva parla di Gesù. La Chiesa viva non parla di se stesso, parla di Cristo risorto. Perché o nosso Gesù è risorto. E la gente intorno a noi non sa di questo. Então, ma io abito in un paese che ha una tradizione religiosa fortissima. Loro non sanno che Gesù è morto per i peccati e è risorto per dare la vita eterna. E quando noi cominciamo a parlare di questo, di perdono e della grazia di Dio, la gente dirà, ma com'è questo? E tu cominci a parlare della tua storia. E la gente vedrà adesso chi è questo Gesù. E o miracolo succederà. La gente si convertirà. Tu sei in Italia per questo. Terzo e ultimo punto. Una Chiesa viva, la grazia di Dio si manifesta. Che cosa dice o brano? E grande grazia era sopra tutti loro, cui esiste l'allegria santa. Una Chiesa che vive la grazia di Dio sta sempre nella gioia. Tu conosci qualche cristiano triste? Io conosco. Se è cristiano non lo so, ma chi è triste è triste. Tu conosci qualcuno che ti siede per prendere un caffè e tu dici, ma non c'è un sorriso qua, neanche per il spazzolino tu riesci a sorridere. Non c'è nessuna gioia qua.
Un cristiano vive nella gioia, perché riconosce quello che Gesù fa, e questo si chiama la grazia di Dio su questa persona. Quando eu riconosco questa grazia di Dio, esiste gioia. Não existe circunstância que me tolhe la gioia. La Chiesa vive, la gente está caminhando, servindo le persone com la grazia di Dio. La grazia di Dio è presente nella nostra storia, perché questa grazia di Dio está seguendo la nostra vita quando nós estamos comunicando questo amore di Dio. In mezzo della Chiesa di Dio nós percepiamo questa piena grazia. Do Ibrani, che già abbiamo letto 1, 4:33, e grande grazia era sopra tutti loro. Atti 2:47, ed avendo grazia presso tutto il popolo. Ossia, quella Chiesa viva, nonostante la persecuzione, c'era la grazia di Dio. E quando c'era le manifestazioni della grazia di Dio, tutte le persone intorno percepivano che c'era qualcosa di strano, anormale. E questa è la grazia di Dio che si manifestava. La Chiesa di Dio comincia a contagiare la gente con questa grazia divina. Dove io vado, le persone si sentiranno benedetto della grazia di Dio tramite la nostra vita. O quanto è bello quando cominciamo a parlare con le persone che cominciano a dire quanto è prezioso stare in mezzo a voi, c'è qualcosa di speciale. E questo si chiama la grazia di Dio. E noi dobbiamo trasmettere la grazia di Dio. La Chiesa che manifesta la grazia do Signore non soltanto dentro della Chiesa, ma fuori della Chiesa. La Chiesa sarà viva, e è viva quando manifesta o segno della risurrezione di Gesù verso la gente che soffre. La Chiesa viva, la Chiesa che manifesta la grazia, ha empatia e compassione com la gente che soffre. La Chiesa non è indifferente alla sofferenza della gente, è presente. E questa è la grazia di Dio. Perciò eu não penso a me stesso. Eu penso em manifestar a persona de Jesus. E quando eu faccio questo, é o meu Jesus que prende cura de me. É Lui que me sostiene. É questa grazia. Perciò che la Chiesa che ha la grazia di Dio, la Chiesa viva, comincia a servire sapendo que o servizio la gente di fora percepirà. E a Chiesa cresceva in quel periodo perché? Perché c'era la grazia di Dio. Interessante che la Chiesa cadeva nella simpatia di tutta la gente. La Chiesa era simpatica alle persone. Sa che cosa mi è successo non questa settimana, l'altra settimana? Voi sapete, abbiamo fatto un accordo com o Comune di Villorba di fare un lavoro con le persone con difficoltà economica nel Comune di Villorba. Ci hanno dato un elenco di 11 persone. Já stiamo camminando com um grupo di queste persone. Qualcuno hanno rifiutato, ok, ma non c'è problema. Ho fatto un relato ao Comune di Villorba e settimana scorsa la responsabile invia a noi um elenco di oltre 20 nomi, famiglie. Che bello, né? Bello o no? Chi deve fare questo? Trasformiamo questa parola noi con tuo nome adesso? Chi deve fare questo? Non è noi, è Caio. Chi deve fare questo? È Gaetano. Chi deve fare questo? È il tuo nome. È la Chiesa di Dio. E ce l'ho un elenco adesso di quasi 30 nomi. Qual era il nostro sogno? Entrare nelle case delle persone, sì o no? Adesso Dio, ok, ho ascoltato la tua preghiera, Caio. Sono qua l'elenco delle persone per visitare. Tu hai chiesto? Sì. Adesso vá. Tu hai chiesto, è per te. Carissimo, abbiamo quasi 30 persone da visitare. Sono le famiglie qua di Villorba. Possiamo fare la stessa richiesta a Treviso? Siete d'accordo? 3 persone hanno detto sì. E le altre? È arrivato il momento, Chiesa. Ce l'ho l'elenco là. Mi manca adesso 30 persone per andare a visitare. Dobbiamo andare. E quando finisce il culto qua, noi avremo 2 tavolini. Uno per il convegno di coppia che faremo a ottobre e faremo un tavolino a fianco delle persone che vogliono fare le visite a queste famiglie qua no Comune di Villorba, ok? E speriamo di vedere una bella coda. Cari, è arrivato il momento di manifestare la grazia di Dio.
E quando la Chiesa esce per manifestare la grazia di Dio, è Dio che comincia a aggiungere ogni giorno quelli che saranno salvati. È Dio che comincia a fare i miracoli della trasformazione delle persone. È questa collaborazione tra me e lo Spirito Santo. E quando Dio vede che io sto vivendo un solo cuore, un solo spirito, una sola anima, è Dio che comincia adesso a manifestare con lo Spirito Santo delle cose che io non sapevo che eu potevo fare. E arrivare na casa di una famiglia che io non conosco e parlare della grazia di Dio. E portare delle situazioni di cibo, delle cose che loro hanno bisogno, e loro sentiranno questa grazia di Dio. Forse já é uma família que está chiamando. O telefonino já risponde. Ou seja, é a graça de Dio che la Chiesa è stata sfidata a manifestare. Perciò mentre la Chiesa adora, mentre la Chiesa sta lodando, mentre la Chiesa sta servendo negli altri, mentre la Chiesa sta amando, mentre la Chiesa sta consolando, mentre la Chiesa sta offrendo, sostenendo, mentre la Chiesa manifesta compassione, misericordia, pazienza, mentre la Chiesa sta facendo tutto questo, lo Spirito Santo comincia a fare dei miracoli e trasformazioni. Ma io devo lasciarmi essere guidato da Lui. E questa grazia di Dio manifesterà-se tramite la mia vita. Tu vuoi essere partecipe di questa Chiesa viva? O momento è arrivato. Perciò la Chiesa viva cresce verso l'alto, in adorazione a Dio. La Chiesa viva cresce dentro qua, in mezzo a noi, in conoscenza, in servizio, in appoggio, in sostegno, in prendere cura e parlare bene dei miei fratelli, noi parlare bene del mio fratello, noi parlare bene del mio fratello, noi parlare. Opa, o disco qua, c'è un buco qua, ok. Eu devo parlare bene e servindo a mio fratello. La Chiesa viva cresce internamente, ma la Chiesa viva cresce esternamente quando esce e va a proclamare la grazia del Signore. Abbiamo fatto un culto oggi, stiamo facendo di adorazione a Dio. Stiamo crescendo verso l'alto. Stiamo qua insieme camminando in conoscenza. Stiamo crescendo internamente. Ma dobbiamo uscire domani a crescere esternamente, a manifestare questa grazia di Dio. La Chiesa viva è questa. La Chiesa viva è tua, sei tu. E la Chiesa viva ha un solo cuore. Una Chiesa di una sola anima. Nós não estamos criando qua partiti. Nós estamos criando uma sola comunità no Espírito do Senhor. Amém, Chiesa? Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Abbiamo parlato di una crescita verso Dio. Adorare, lodare o Signore, esaltare e glorificare o seu nome. Como está a tua vida hoje, intimidade com Dio? A tua vida de preghiera? Como está a tua vida verso Dio? Conoscendo Dio nella parola? Conoscendo Dio in intimità com o Signore? Como está a tua vida hoje? Tu estás crescendo verso l'alto? Tu stai crescendo internamente, conoscendo le persone nuove dentro qua della Chiesa, conoscendo le necessità e servendo, appoggiando. Come sta la tua vita nel rapporto umano, internamente? Stai perdonando? Perdonare è crescita. Stai servendo? Se tuo fratello, a tua sorella stanno passando un momento difficile, quella Chiesa viva, loro non avevo niente, era per servire. Forse a casa oggi o avrà 2 bistecche, avrà una pasta. Sarà che mio fratello e mia sorella avrà questo? È qui la Chiesa viva. Io devo conoscere e servire e essere responsabile.
La Chiesa viva cresce esternamente, va fuori. Si moltiplica. Vede la necessità della gente fuori. E la grazia di Dio si manifesta. O nostro sonho é que a Chiesa Batista Ágape, e o nosso sonho é que a Chiesa que eu appartengo, e o nosso sonho é que eu possa essere in modo completo na Chiesa viva. La Chiesa non è un'organizzazione con un titolo, ma sono le persone guidate dallo Spirito Santo di Dio. Siamo noi. Nostro Padre, tante volte cantiamo, preghiamo che Tu possa guarire le nostre ferite. Tante volte preghiamo, cantiamo, Padre, che Tu possa guarire la nostra vita. Ma questa guarigione è una crescita verso di Te, verso i miei fratelli e sorelle, verso la gente fuori. Quando eu percepisco, Padre, tutta la realtà intorno a me, eu posso percepire la Tua grazia e Tuo amore su di me e quanto io sono amato da Te. Che la Tua Chiesa possa vivere un risveglio profondo spirituale e manifestare la Tua grazia. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù, benedice la Tua Chiesa. Amém, Senhor. Amém. Que Tu possa partecipare di questi sogni e progetti di Dio e uscire e vivere e essere un servo, perché dobbiamo avere un solo e avere una anima sola. È così che Dio sogna per noi. Possiamo stare in piedi? Momento di offerta, momento di dedicazioni, consacrazioni. Ci sono le maialine, offerta missionaria, ma c'è un momento della nostra responsabilità economica anche. E facciamo questo con gioia, con allegria, perché niente è mio, è del Signore e è per Lui. È un passo di fede, un momento di offerta e consacrazione d'etino. È la nostra sfida. O Signore non ha bisogno, ma ci ha dato questo per dimostrare che la mia dipendenza è Lui. Facciamo questo con gioia e con allegria, cantiamo e servendo. Sulla terra chi è come te, infinito Dio amabile, niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è
presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Signore, ti ringrazio per queste offerte, Padre, ti ringrazio per la vita delle persone che hanno offerto a te, Signore, che ti hanno tornato indietro la benedizione che ci hai dato, Signore. Ti ringrazio per ogni persona che lavora, per il lavoro che hai dato a loro. Ti ringrazio perché non ci fai mai mancare nulla, Signore. E ti ringrazio per il lavoro che abbiamo, nonostante difficoltà, nonostante problemi. Ma ti ringrazio perché non ci hai fatto mancare neanche questo, Signore. E tutto quello che abbiamo è tuo, è di tua proprietà, Padre. E quindi ti ringrazio per chi ha riconosciuto questo questa mattina e ti ha offerto parte di quello che è già tuo, Signore. Ti ringrazio per le loro vite, benedicili, Signore. Ti chiedo che chi magari ancora non ha trovato lavoro, che tu possa benedire loro con questa benedizione, Signore. Che tu possa aiutarli in questo, Signore. E chi ce l'ha già, ti chiedo che possa essere di testimonianza nel loro luogo di lavoro, che possano dimostrare la grazia di Dio, che possano portare la tua parola, che possano portare attraverso i loro comportamenti una buona testimonianza, Signore, che loro possano vedere Cristo in noi, Signore, che loro possano convertirsi, che possano sentire l'amore di Dio. E benedici le loro vite, Signore. Non sarà un percorso semplice, non sarà una cosa semplice da fare, ci vuole tanto coraggio, Signore, ma so che tu rendi capaci, Padre, tu rendi capaci ognuno di noi. Tu ci dai il coraggio, ci dai la saggezza per poterlo fare, Padre. E ti ringrazio perché sono sicura che la Chiesa si riempirà di nuove persone, Signore. Grazie per questa meravigliosa promessa che ci dai, Signore. Ti ringrazio ancora, Signore, per tutto quello che fai per noi, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Amen. Amen. Potete accomodarvi? Non andate via, ci sono un po' di avvisi qua. Andiamo, Emanuele. C'è qualcuno cantando una canzone con il tuo nome qua. Ok, canteggio dei bambini. Ok. Si è fatto l'iscrizione dei tuoi figli? E anche del tuo vicino, ok? Figli del tuo vicino di casa. Grande momento di evangelizzazione. E abbiamo bisogno di qualche volontario, no? È Cecilia, giusto? Dei volontari per dare una mano. Ok. E dopo c'è il campeggio dei giovani, ragazzi. Ok. 2 settimane dopo comincia l'altro campeggio, sempre a giugno. Pastor Pasquale Piradini sarà con noi a Conegliano prossima settimana. Penso che a maggioranza di brasiliani conosco lui. Lui è una chiesa in Brasile grandissima. Io e Asi siamo stati membri di questa chiesa. Sono più di 15.000 membri. E questa settimana io andrò a fare un evento, stare in un evento, un corso. Lui sarà presente. E come finisce questo evento a mezzogiorno, lui non potrà stare con noi qua, così andrà a Conegliano alla sera, ok? Così invito la Chiesa dopo andare questa prossima domenica culto qua alle ore 10:30 e alla sera a Conegliano, ok? Sarà con noi il Pastor Pasquale e persona usata da Dio. Ok? A morte è finta, il velo spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua
Ok? Avete capito bene? Convegno, pastor Franco Bosio já ha dato la conferma, parte della Chiesa já conosce, uma pessoa molto brava com le copie, e já abbiamo fatto questo evento 2 mesi fa, no? Eravamo 35 copie, bellissimo, e adesso vogliamo avere un bellissimo incontro lì e con tutte le copie di questa Chiesa, ok? Questa data, questa settimana già andiamo là a prenotare, già pagare la caparra, e fate le iscrizioni da oggi in poi. Gruppo responsabile, potete stare in piedi lì, ok? Potete parlare con questo gruppo di persone che sono responsabili, c'è la Patrizia, anche Riccardo indietro là, qua, ok? Molto bene. Fate le iscrizioni e possiamo vivere questo bello convegno. Finito gli avvisi? Non dimenticare, domani alle ore 9:21, che cosa c'è? Carissimo, mi sta mancando la preghiera chiesa, ok? Domani alle 21 entriamo lá e preghiamo per la nostra chiesa. E dopo, martedì gli uomini alle ore 6 del mattino e giovedì nuovamente ritorniamo alla preghiera, ok? E a martedì teologia qua a Treviso. Ok? Grazie a voi che siete con noi la prima e seconda volta, che Dio vi benedica e che possa vivere questa settimana nella grazia del nostro Dio in questa chiesa, ok? Ciao!